La Tolenghe, la Totiere, una documentazione sui pras, sui flums, sui boschi, con la voce de Int, per conoscere il rapporto di un popolo con le sotiere. C'è molti clamito. Carli Pup, ho sono nasciuto nel 1973 e ho sono stato al bordo dei Pups a Sarzet, in comune di Martignà. Chi ha sempre proprio sulla lavie e contimi il primo riguardo che tu hai che puoi scrivere. Il primo riguardo è quando si era piccoli e si veniva chi a chioli le aghe, perché ogni tanto poteva capitare che o per via di lavoro all'acquedotto o per altri problemi non arrivava l'aghe in chiesa e allora si veniva su chi con le sbottiglie se si leva a chioli un po' di aghe che a dire la verità forse te era anche migliore che dall'acquedotto, ma erano manco il pratico di venire a chiappare, quindi si veniva da me quando era di bisogno. Che il poesia ti ha dei nomi particolari, a seconda dopo di cui la carina sta là, no? Sì, no, borda ai pubs, Sarzet, in generale di solito le chiamavano aghe minerale, quindi si dicevano in lassù di aghe minerale, però ad esempio già a Martignà dicevano lì di aghe di Chiarin, quindi a seconda del puesto anche cambiava il nome del puesto. Chi da ora è la grande vastie di contenimento per dopo portare l'aghe a Fontane di Martignà. In che anni è stata fatta? Ma io in te prime metà dal 1800, dopodiché dicono che tutte queste aree qui, aghe di Aghis, di Roius, che corrono giù, le principali è proprio le lavie, che dopo va giù, Bande Martignà e va a Fognà e dopo a Naret, ma tra l'altro proprio come non da non a due frazioni, le lavie di Martignà che è in comune di Martignà e le lavie di Murus che è in comune di Murus, però in realtà da ordi che non chi sono appunto diversi roius che si buttano insieme proprio da queste zone qui e chi ha il look in qualche maniera la può dire nas per da buon le lavie. Altri salavi giusto di fronte di noi, no? A quei laghi che erano un po' frizzantine. Ma disin ieri aghe a vonde normal, però un tic poi, come di, rispetto che dall'acquedotto aveva algo di poi come sapore, no per noi si le chiamava aghe minerali. E chi quanto a rispicinin c'è giuaviso anche da queste saghe oppure avere un puest che in qualche modo al faceva pure? No, disin che quando si era piccoli, per solo si veniva in compagnia dai granchi, però dopo già quando si era tes elementari, anche dopo tes medis, si veniva qui amici su parcà, si facevano chiaminate dal mese dei pras e delle boschette e si arrivava su, arrivando per l'ultimo trotto, per le ultime tratte qui de lavie e si veniva a giocare qui, non si poteva venire a nadare perché le vasche qui sono piccole, non è tan profonde, però si veniva a svuacarare, era un momento di divertimento, di diversif rispetto alle vite normali, no? Ai giochi anche normali che si faceva, soprattutto per l'estate, quando magari con laghe fresche era un evore di ricrei. I primi qua sono che tu hai per memoria? Fin in 70, prima in 80. Dicono che il poesia io l'ho vissuto soprattutto in 70, quando tra l'altro anche mo veniva qui, si veniva perché era le compagnie di Frus e perché si poteva anche mo bevi le aghe, perché a metà degli anni 70 in pratica si richiattasse col cartellino acqua non potabile e a quel punto lì anche veniva a le aghe non era più il caso. Chi ha cambiato tanto rispetto a chi ha? C'è dal mudare?
c'è calmanti essere di manutenzione, nel senso che una volta all'era poi gir di int e quindi anche i troi se ieri poi battus, ieri in nes, come ho sempre da bonta al miezzo delle boschette, se uno sa che il puesto è chi non arriva, bisogna arrivare, viaggiarsi tutte le strade un po' tra i lens, un po' tra i barras, non è tan semplice venire perché i troi di specie sono buttati in roius, in corsi di aghe, anche se piccoli però non facilitano il passaggio e in diversi posti le rivai si sono slaccati su, creando degli ostacoli dei pedimenti che erano dei troi che erano che facevano di solito. Va anche dite di che punto di vista che ad esempio qui che veniva di Martignal veniva su a ponte di Lunvie dell'Avie, veniva su per chi di une bande, cui che come me arrivava di Sarzetto o anche miglior dal bordo dei Pubs o di Telacciae, veniva di un'altra bande, faceva un altro percorso, però di tutte le sbandi se erano dei trois che ti menavi in chi, che il chi in qualche maniera era il cura, il centro dal puesto. La Mary è pessa anche in che volta. Che mi visi io no, a dire la verità. Io ho sentito favelà 6 di PES, 6 di gambars, però di sicuro i gambars non erano già pui. Si dice che i gambars sono l'elemento che indica le purezze delle aghe, no? Poi le aghe sane, non inquinate e allora si è facile chiattare i gambars. Quando ero io piccolo già non erano più gambars a chi. Qualche pes sì, io lavi anche all'era, ma difficile viodio, difficile chiappaio, robe piccole, vrie più che altri, ecco. E le ultime volte, a part lui che tu sei venuto, quanti sono stati? Penso di essere stato qui a fare un giro l'anno passato e devi dire uno degli elementi che poi è significativa è che a un anno di distanza le situazioni là in piedi, nel senso che già dopo un anno in da ora era più facile passare. Passato un anno è anche più ingrediato il passaggio, più difficile di arrivare. L'impressione è che poi passano gli anni per da buono e poi che poi schia torna a diventare salvati è difficile anche di essere giolduto, a manco che un proprio intanto non conosce il puesto e dopo non viene qui sa vinto anche che al chiatarà che il kick è un lavoro differente come ambiente, come puesto rispetto a ciò che era in Sindaur. Che il puesto qui in qualche maniera è un dei puesti di queste aree qui che a manco per quel che mi riguarda è leata a Pieri Quarz, proprio perché allora un puesto, un lavoro d'ogni, perché di chiesa me, ma anche dai paesi d'ogni, basta fare 150 metri, su 20 metri si viola le stiasis di Santa Margherita, si viola le stiasis di Lavie, si viola magari Telacciae, quindi non è un puesto fuori dal monte, però che gli stessi, quando uno arriva qui dentro, sembra che sia in un mondo differente, un altro universo, non si sente i rumori così dal vivi di ogni dì, la mille di civiltà, no? Se me per da buon di essi in un look sperduto, uno al po' ritagliarsi un spazio d'uzzo, che sta al Valcumò, ma al valeva anche modi poi quando si era piccoli, e quindi riguardi sbie sono proprio che quando si veniva qui di frus, qui a Mis, a giocare, a passare magari un dopo di misdì insieme, a passare il tempo, a divertirsi qui, magari con piccoli robis, però era uno dei momenti più divertenti e più bei. Io ti ringrazio allora, ti saluti. Mandi. Grazie, Mandi.